Cresce il turismo nella città di Padova. In questi mesi l'aumento è motivato anche dalla forte attrattiva che si è generata con Urbs Picta, il ciclo affrescato trecentesco, oggetto di una campagna di promozione nazionale divenuto nel 2021 patrimonio UNESCO. Se Padova è la capitale mondiale UNESCO, vuol dire che nessun'altra città al mondo può vantare un ciclo pittorico del Trecento come quello padovano. Direi che questo ha creato un appeal a livello nazionale e internazionale e i dati lo confermano. Noi abbiamo gli stessi arrivi e le stesse presenze del pre-Covid. Stiamo superando le presenze che erano 1.675.000 nel 2019. È sufficiente poi andare agli Eremitiani, alla Cappella degli Scrovegni, il Palazzo della Ragione hanno raggiunto livelli pre-Covid. Addirittura io credo che il Palazzo della Ragione raggiungerà i 150.000 visitatori, la Cappella arriverà a 330-325.000. Come dire, sono indicatori importanti che ci fanno capire, ed è sufficiente girare nelle piazze di Padova, che Padova è sempre più percepita come una grande città d'arte europea, una auspicabile e desiderata meta di destinazione turistica. Gli albergatori sostengono che sta cambiando il pubblico degli alberghi, che ora si rivolge più a quello turistico. La domanda e l'offerta stanno decisamente cambiando e l'amministrazione non vuole trovarsi impreparata. Quello che l'amministrazione può fare è creare le condizioni di promo-commercializzazione. Abbiamo realizzato un portale di sostegno che si chiama turismopadova.it e all'interno del portale è possibile acquistare online la card Padova Urbs Picta Card, il biglietto unico, sia per i padovani, sia per gli italiani tutti, sia per gli stranieri, con una cifra modesta, modica, siamo vicini ai 30 euro, si può comprare il biglietto che permette di visitare tutti gli 8 siti. Direi che insomma ci sono tutte le condizioni, come dicevo prima, perché quest'anno venga superato il 2019 e entro un paio d'anni Padova supererà i 2 milioni di presenze.